queste chiocciole gigantesche viola. Miami Beach fantastico. Passeggiavo con mia moglie e dico, ma cavolo che bello sarebbe poterla avere al parco, no? E allora mi cominciai a informare, c'era questa galleria di Miami, di Gloria Porcella, che aveva questa, penso fosse un'esclusiva, avevo fatto questa realizzazione, parlai però non riuscimmo a concludere nulla. E poi, come tutte le cose che succedono, dopo 15 anni, quelli che sono passati, 13-14 anni, sono riuscito a realizzare questo sogno. Infatti stamattina con loro dicevo, ma oggi è veramente una delle giornate più belle della mia vita, perché quando uno ha un progetto, un'idea che va avanti così tanti anni, a un certo momento non pensa nemmeno di poterla più fare, no? E invece io dico sempre che le persone fortunate sono brave ma sono anche fortunate. Io penso di essere probabilmente più fortunato di bravo, però alla fine siamo riusciti a portare a termine questo progetto e la cosa pazzesca è che abbiamo un'anteprima mondiale, perché loro non avevano mai realizzato le oche e noi abbiamo inventato questa cosa che abbiamo deciso insieme di chiamare gioco dell'oca, che non è un vero e proprio gioco dell'oca, ma è semplicemente un percorso che porta fino ai giardini acquatici, dove in mezzo a questo laghetto ci sono oltre 30 oche che galleggiano, che girano, che si specchiano nell'acqua e che si fanno belle con il sole. E sarà veramente un'installazione che credo che avrà un grande successo. Per cui voglio ringraziare gli artisti che sono qui, però dobbiamo anche dire che il gruppo è formato da 5 artisti, giusto? E gli altri 3 non hanno potuto essere qua per vari motivi, però siamo ben rappresentati e soprattutto siamo molto contenti di presentare, diciamo, al mondo questa nuova cosa. Grazie. Intanto do la parola prima a Chico, perché so che tu non vuoi parlare tanto, ma una parola dovrai dirla anche. No, buongiorno, non è sufficiente, per dire una parola sicuramente, però la dovrai dire. Per cui diamo la parola a Chico e dopo lasceremo la parola anche al nostro amico vice sindaco Marco Dal Forno, che sicuramente ci vorrà dire qualcosa. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi, grazie anche da parte nostra a tutto lo staff del parco che in questi giorni ha supportato enormemente la realizzazione di tutto questo. Come diceva Giuseppe, sì, ci vuole bravura, ma ci vuole molta fortuna, e la fortuna è che senza conoscerci abbiamo scoperto di essere decisamente spiriti affini, ma era per noi forse ipotizzabile, perché noi quando abbiamo pensato di realizzare questa nuova opera che è l'Oca Selvatica, abbiamo pensato di realizzare un'opera innanzitutto che fosse galleggiante, perché volevamo comunque porre l'attenzione su questo elemento che è l'acqua, che è un elemento decisamente a rischio come tutto l'ambiente che ci circonda. Come nostra tradizione vogliamo creare delle favole, vogliamo creare della magia per portare avanti questi pensieri, e quando abbiamo pensato a un posto magico ci è subito venuto in mente il Parco Sigurtà che conosciamo e quindi abbiamo detto dobbiamo presentarla lì, proviamoci. E per fortuna appunto spiriti affini si sono trovati ed è stato tutto molto semplice, è stato tutto un gioco, il gioco che oggi comincia e proseguirà per tutta l'installazione, è proprio un percorso attraverso questo parco meraviglioso con le opere che si adattano direi in maniera perfetta, proprio perché quando c'è magia, fai magia più magia, viene una mega magia e quindi tutto diventa veramente facile. L'invito è quello di entrare con questo spirito, abbiamo visto molti bambini, è già quello che appartiene a questo luogo, quindi è solo un rafforzarlo, mettersi assieme, collaborare, condividere un pensiero di gioia, di amore e portarlo avanti. Questo è quello che tentiamo di fare. Come diceva giustamente Giuseppe, le nostre opere sono fatte con questo materiale che è la plastica rigenerata. La plastica, quando si nomina, a volte crea subito un attimo di apprensione, perché non è ben considerata, giustamente
scoperto sempre abbastanza male. Quindi il nostro desiderio è proprio di far capire come questo materiale sia un materiale originale in quanto contemporaneo, in quanto utile, se utilizzato ovviamente con la giusta modalità. Utilizziamo queste opere per un ciclo di installazioni, dopodiché vengono tritate, rigenerate e il materiale viene utilizzato per nuove opere. Come la natura si rigenera, anche la plastica si rigenera, quindi basta entrare in questa visione e tutto funziona meglio. Grazie davvero a tutti, sono davvero felice di essere qui e ringrazio ancora Giuseppe per l'ospitalità. Una parola, non vuol parlare, non so perché. Perché ha detto tutto benissimo lui, io vi vorrei dire che ci troviamo all'aperitivo, no? È importante ricordare. Sì, e questo è molto importante. Perfetto, non abbiamo ricordato che noi siamo piccoli in fresco sopra, noi l'aperitivo abbiamo cominciato da ieri sera a farlo e proseguiamo anche oggi. Allora, buongiorno a tutti, sono appunto Marco, del Fondo Vice Sindaco e anche assessore con la delega alla cultura, quindi mi fa molto piacere, ringrazio Giuseppe, ma ringrazio tutto lo staff, Giulia e Roberta, dell'invito a questo evento. Il parco, come c'è scritto anche prima della presentazione, è già un'opera d'arte della natura, ma molto aiutata anche dall'uomo e dalla capacità dell'uomo. Quindi inserire all'interno del parco delle opere d'arte che lo valorizzino, lo rendano ancora più originale, penso che sia come dire, un'evoluzione dei tempi e un'evoluzione di un'attrazione come il parco Sigurtà, sicuramente molto interessante. Di fatto in realtà viaggiamo in sintonia, perché Valeggio ha la fortuna di avere nel proprio territorio il parco, ma anche ha un territorio, un paesaggio che è un'opera d'arte della natura e un'opera d'arte dell'uomo, anche con le sue testimonianze storiche che ci hanno lasciato. E anche Valeggio, inserito in questo contesto di bellezza, noi crediamo che l'arte, le varie forme di arte inserite in questo contesto meraviglioso siano sicuramente un valore aggiunto e anche un'evoluzione appunto dei tempi. Quindi ringrazio Giuseppe, ringrazio il parco per questa opportunità che dà ai visitatori del parco, che è un ulteriore anche elemento di attrazione, e sono felice che siamo in sintonia perché appunto anche come comune, come Valeggio, lavoriamo perché l'arte sia uno dei motivi di prestigio del nostro territorio, oltre che al paesaggio, alle testimonianze storiche dei monumenti, all'enogastronomia. Vogliamo anche lavorare per portare qualche testimonianza di arte. Quindi siamo qua insieme per andare a braccetto. Grazie e complimenti ancora. Grazie mille, grazie Marco. Tra l'altro voi ieri sera avete anche apprezzato la cucina di Valeggio, avete mangiato i famosi tortellini, per cui devo dire che avete apprezzato. Non so se ci sono delle domande, qualche curiosità, qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì, io volevo chiedere ai due artisti, buongiorno, mi chiamo Marchetto Carla, scrivo per Mondo in Tasca. Volevo chiedere che differenza esiste tra la vostra arte e la land art? Io conoscevo di più la land art, non tanto la vostra. Io potrei dire che la land art usa materiali, diciamo, pietre, fogliami, qualunque cosa. Noi no. È un intervento proprio sul territorio, cioè modifica il territorio. E noi ci poniamo, perché quello non l'abbiamo proprio spiegato, diciamo, ma ci poniamo proprio sul rapporto tra natura e artificiale. Ed è quello tra la natura e l'artificio, che è il tempo che stiamo vivendo adesso. Perché noi quando siamo nati nel 93 ci siamo posti il problema di dire, vabbè, fai arte, ma devi avere un progetto. E per noi l'arte deve rappresentare o anticipare il momento storico in cui vive. Esatto. E Cracking Art nasce proprio, il nostro nome nasce proprio da quello, perché quando l'uomo incontra il brodo primordiale che è la Vergine Nafta, dove ha tutto il vissuto del pianeta da miliardi di anni, che è un brodo naturale, all'interno del catalizzatore cracking, il nostro nome diventa artificiale perché spaccano le molecole e nascono tantissimi prodotti. Noi ne abbiamo preso uno che è il nostro medium, che è la plastica.
e che è il momento. Come io dico sempre, c'era l'età dell'oro, l'età del bronzo, adesso è l'età della plastica. E dovevamo usare un materiale che rappresentava proprio questo. La differenza con la land art è proprio questo. Non siamo come si chiama quella per le pietre, bellissimo. Cristo è stato un esponente. Ah, anche Cristo, sì, però io non lo vedevo proprio come land art Cristo, ancora un'altra cosa, perché lui è più pop. Perché lui quando ricopra un monumento e quando è nato ha fatto i pacchetti regali, e la prendete di sto consumismo, no? Era un po' una specie di critica. Lui ha detto: io non sono stato nella pop, ma sarò più famoso di loro, perché lui non è pop. Però ha usato, perché l'arte deve... Sì, poi ci sono ovviamente in queste grandi macro caratteristiche, può essere land art quando ho messo il telone sul Grand Canyon, Sì. nel senso che c'è un intervento che va a modificare... Sul lago Diseo. Sì, sono elementi che modificano il paesaggio, ma intervengono proprio direttamente sul paesaggio. Noi interveniamo ovunque, cioè la land in genere si occupa di spazi naturali aperti, noi creiamo siamo scultori atipici, nel senso che anziché fare una scultura ne facciamo 100.000. Quindi voi siete, le vostre opere possono essere definite anche itineranti? Assolutamente sì. Come un concerto rock. Sì, Facciamo delle tournée. O migrano, cioè come E siete ospitati in altre realtà, diciamo, no? Sì, diciamo che come numero di installazioni, ad esempio adesso settimana prossima ne faremo una in Francia, quindi facciamo varie installazioni. La peculiarità di questa installazione è che è l'unica che ha la loca e finché qui non ci sarà da nessun'altra parte. Quindi chi vuole venire vuole vedere l'opera, viene qua. Grazie mille, auguri, complimenti. Grazie mille. Grazie. Una domanda più tecnica. Sì? Scusi, prego. Ragazzi, avete scelto alcune specie di animali, ne mancano altre, ad esempio i pesci, ad esempio il riccio, Sì. ad esempio la volpe. Anche Potrei continuare, perché avete scelto queste e non altre? La simbologia. Sì, ci sono dei... Poi sono simbologie che ci inventiamo anche noi, non è ben imparato. Però tipo l'elefante per noi è la memoria, Non è è la un storia. tipico. Ok? Non è tipico della zona. Ah no, ma non è... No, ma in effetti anche nell'atipicità, ok, c'è un significato, nel senso che un elefante che arriva qui e forse uno dice forse il clima sta cambiando se l'elefante arriva fino a qui. Col pinguino. Poi ovviamente ad ogni opera noi attribuiamo dei significati. Quindi in base al momento che ci sembra più opportuno, tra l'enorme biodiversità che ci infatti potremmo fare gli artisti ancora per 20.000 anni. Questa è una cosa buona prima che facciamo tutti gli animali. E non ci divertiamo mai. Però ecco, ogni animale ha una sua simbologia e decidiamo di fare quell'animale perché in quel momento ci sembra giusto dire quella cosa. La facciamo dire all'animale, non la diciamo direttamente perché non rischiamo sempre di dire qualche cavolata. E quindi lo facciamo dire a lui. Ho visto, le vostre opere hanno una certa dimensione, lo stampaggio della plastica ha dei costi produttivi indifferenti. Che tiratura fate? Quante ne stampate di ogni tipologia, tipo dell'elefante piuttosto? Beh, diciamo che ci sono quelli da installazione, non c'è un numero specifico proprio perché dipende dal tipo di installazione che andiamo a fare, quindi il numero di opere viene deciso in base al progetto, anche perché poi alla fine viene distrutto, cioè dopo un certo periodo viene distrutto, quindi torna a zero, il numero torna a zero. Gli esemplari che vengono messi in vendita come sculture, come opere uniche sono 8 esemplari numerati e firmati. Però ecco, sulle installazioni noi in teoria potremmo produrne anche 100. Con questo metodo di stampaggio che abbiamo scelto, perché oltre a utilizzare la plastica, utilizza poca plastica, perché dentro sono vuote, ha basso impatto ambientale, anche dal punto di vista energetico non serve tanta energia per farlo, non produce scarti, ha tutta una serie di valori aggiunti questo tipo di produzione che abbiamo individuato la migliore per noi.
Però ecco, sicuramente fare uno stampo è costoso, ormai qualsiasi cosa è costosa, anche respirare. Forse respiriamo meno di una volta. Però diciamo sono nell'ambito dell'arte, per fortuna, ecco, è tutto talmente confuso che va bene. Grazie. Sì. Alessandro Lanza, prima Verona. Volevo chiedere una domanda più generica. A livello dopo i 2 anni di pandemia, anche con questa bella iniziativa che insomma, presentiamo oggi, qual è la situazione turismo, turisti, visitatori del parco? C'è una ripresa, immagino, avete notato cambiamenti rispetto al pre-Covid? Ma devo dire che sicuramente è una grande stagione, numeri veramente importanti, parcheggi completamente pieni, però abbiamo delle soluzioni, adesso finalmente siamo riusciti a trovare un po' il bandolo della matassa. Devo dire che dopo 2 anni probabilmente le persone che stavano in casa hanno riscoperto, probabilmente anche all'inizio soprattutto con la nostra tulipanomania, e mi piace ricordare che siamo candidati come migliore festival di tulipanomania al mondo e fra penso un mese ci sarà il risultato. Io sono abbastanza fiducioso e anche perché stamattina c'era una pioggia incredibile, io ho detto no, uscirà il sole ed è uscito il sole e io penso vinceremo, perché alla fine bisogna anche pensare in maniera positiva e mi auguro che vinceremo questo premio. E poi ritorno sul discorso dei parcheggi, perché voglio dire che l'anno prossimo per alcuni periodi dell'anno ci saranno un accesso al parco con numero limitato, per cui oltre un certo numero non si potrà più entrare, i biglietti dovranno essere acquistati online, per cui quando i biglietti online saranno finiti, quel giorno lì le persone verranno a Valeggio, andranno a Borghetto, andranno sul Ponte Visconteo, andranno a mangiare i tortellini, però non potranno entrare al parco, perché il numero sarà un numero limitato, così cerchiamo anche di spalmare le persone su diversi giorni, per cui se le domeniche saranno piene qualcuno verrà il sabato, e se qualcuno potrà venire il sabato e la domenica ci dispiace, però la situazione è arrivata a un certo punto che per anche una buona convivenza col paese, che abbiamo trovato adesso una nuova zona di parcheggio che anche con l'amministrazione comunale, ma soprattutto anche con la polizia locale, nella figura del nuovo comandante, una persona molto capace, veramente molto brava, e troveremo anche queste soluzioni per la viabilità, per cui un fastidio, tra virgolette, fastidio al paese che dovrebbe ridursi, e mi auguro che questo porterà comunque sempre un certo numero di visitatori al parco, anche perché probabilmente le poche migliaia di persone che andremo a ridurre e comunque tante persone che magari vengono a Valeggio per il parco poi magari non possono entrare, decidono di non entrare e avranno un'organizzazione della loro giornata diversa, sapendo che verranno a Valeggio per andare a mangiare tortellini, andare a Borghetto, e mi auguro poi che anche il resto delle strutture siano, diciamo, adeguate per ricevere tutto questo numero di persone, perché chiaramente se non verranno poi al parco, si rivesteranno a Borghetto, dovranno anche lì trovare comunque delle soluzioni per poter parcheggiare, comunque usufruire in maniera corretta dello sviluppo, diciamo così, del paese. Ecco. Posso aggiungere il parco alla ricchezza della ricchezza, e quindi anche queste soluzioni che ci vedono fortemente collaborativi sono una valorizzazione insieme di un territorio e anche di un punto di ingegno come il parco, che ci fa guardare con fiducia, molta fiducia al futuro. Anche noi, penso, insieme col parco registriamo nel territorio a Valeggio un notevole afflusso di macchine, sia dei fine settimana ma anche nei giorni infrasettimana di persone, e quindi siamo, direi, molto soddisfatti, molto contenti, anche perché è un percorso che da anni si sta facendo, quello dell'entroterra che si propone per tutte le persone che vengono sul lago piuttosto che Verona, che piano piano riscoprono le bellezze che non sono nei punti focali come il lago, la città, ma tutti intorno a Valeggio, per citare molti altri paesi intorno, che paesaggisticamente
comunico intorno paesaggisticamente sono molto interessanti. Diciamo. Ci sono delle altre domande? C'è qualcuno che vuole qualche curiosità, sapere ancora qualcosa, se no ci accomodiamo sotto per un piccolo brindisi che comincia da ieri sera, che continua da ieri sera. Bene, ringrazio allora tutti i presenti. L'idea per aver messo tutto questo magia oltre alla magia che c'è già al parco. Grazie. Complimenti a voi, grazie. Grazie. Sarà la prima di una lunga serie, abbiamo detto. Un progetto che non sarà tutti gli anni, come abbiamo detto, ma sarà un progetto che andrà per 2 o 3 anni. Non abbiamo ancora deciso, per cui una cosa che se uno non la vedrà quest'anno, l'anno prossimo non la potrà vedere, l'anno dopo dovrà aspettare qualche anno. Così creiamo anche un po' di ansia nelle persone che vorranno vedere quale sarà il nuovo animale nel 2025. Esatto. Grazie a tutti, allora andiamo sotto.